Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti amici dell'oroscopo, è tempo di novità e quindi è tempo di stelle di Radio.0. Buongiorno a tutti anche da me, Maria, pronta ad accompagnarvi anche oggi a capire un po' come andrà questa giornata e quindi partiamo con i nostri 12 segni e partiamo dall'Ariete, giornata per voi che vede nella seconda parte, passiamo già più in avanti nel tempo, dominata dalla Luna che entra in casa vostra e comincia a bisticciare già da subito appena arrivata con Venere da questa mattina in Cancro. Per ritrovare quindi la serenità nella vostra serata in particolare sarà meglio concedere al partner, almeno per questa volta, tutto il vostro tempo. Toro, eccoci, la responsabilità che dimostrate nel prendervi a cuore un progetto per il bene comune vi fa onore, complimenti. Ora però non montatevi troppo la testa, mi raccomando. Critiche costruttive in arrivo per voi vi aiuteranno a crescere nel mondo del lavoro, accoglietele senza discutere. Gemelli, aprite bene le orecchie, dovrete metterci un po' più di volontà per piegare gli eventi a vostro vantaggio personale e vi conviene. Per sbrigare una tale mole di scartoffie come quella che vi ritrovate in questo inizio settimana sulla scrivania occorre più tempo del previsto, quindi prendetevi con grande pazienza il vostro tempo e non siate precipitosi. Non giungete invece a conclusioni affrettate voi del Cancro. Con Mercurio opposto a Plutone in giornata, le intuizioni del trigono del Sole con Nettuno però vi possono guidare al meglio, vengono in vostro aiuto per fortuna. L'armonia e la gioia della condivisione vi promettono di fare passi avanti in una bella relazione. Leone, non tutte le ciambelle vengono col buco, conoscete questo detto? E anche se qualche iniziativa non è andata così a buon fine non è tutta colpa vostra, fatevene una ragione però, non assumetevi una responsabilità che non avete, che non vi compete, soprattutto non demoralizzatevi per così poco, forza, coraggio! Vergine, dovete trovare il giusto equilibrio voi, tra due idee contrastanti. Iniziate con ascoltare attentamente tutto quello che la dolce metà vi racconta, aprite bene le orecchie, l'opposizione lunare sta scemando via via e così incominciate a non sentirvi più troppo indecisi, siete pronti per il vostro momento, per il vostro trionfo, ecco. Bilancia, voi state cercando una conferma dagli altri, ma prima di tutto le certezze devono essere le vostre. Per oggi forse non sarete così originali, pazienza, accontentatevi di seguire il copione senza intoppi, va bene così e non pretendete ciò che voi non potete dare. Scorpione, voi iniziate la giornata questo lunedì con le intuizioni giuste, grazie alla luna che vi accompagna dai pesci. Chi ben comincia, lo sapete, è già a metà dell'opera, non fatevi fuorviare da nessuno però. Potete lavorare duramente ma anche divertirvi nello stesso momento, lo sapevate? Volete sapere come? Beh, tutto parte dalla passione. Sagittario, la dissonanza lunare vi accompagna, ma attenzione, svanirà in questo pomeriggio, potrete tornare a risplendere come prima. Nel frattempo però vi accontentate di un posto dietro le quinte, che è più tranquillo. Predisponete la mente in base all'attività che state per svolgere e abbassate un po' il volume della musica, noi non siamo d'accordo, ma pochino pochino, Capricorno, dato che il sarcasmo, il cinismo esagerato di Mercurio in guerra oggi con Plutone non vi fa onore, optate per un'altra tattica molto più sobria, più alla vostra portata. Potete affermare la vostra opinione con nonchalance, sicuri che quanto esponete è vero al 100%. Acquario, eccoci da voi, la cooperazione con i colleghi, questo il mood dell'inizio settimana, vi porterà molto presto a grandi soddisfazioni. Dividere onori e oneri non è mai stato così gratificante, promesso. Non restate impassibili di fronte a una richiesta di aiuto, anche se il tempo stringe, accettate subito. E chiudiamo con i nostri pesci, congiunzione lunare anche per voi, con Nettuno però, che vi porta ad essere piuttosto elusivi in giornata. Fortuna però che Mercurio vi spronerà nella giusta direzione, ringraziatelo. Prima che la luna vi abbandoni, approfittate invece di un ultimo sprazzo di luce con il suo trigono al sole, vi servirà. Ed erano queste quindi le novità di inizio settimana dalle stelle, il nostro oroscopo si chiude qui e vi aspetta e vi dà appuntamento a domani, vi aspettiamo. Intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio